marito non c'è, ma mi ha detto che sareste venuto. Ah, grazie signore, molto gentile. E adesso che dobbiamo fare voi? Ma niente signore, proprio niente. E allora che siete venuti a fare? Ah, la ragione perché sono qua, e adesso ve la dico. Giorni fa ho incontrato vostro marito, mio carissimo amico e compagno di scuola che non vedevo da 15 anni. Signor, voi mi seguite? Sì, vi seguo. Dunque, vi dicevo, non vedevo da 15 anni perché io sono stato in America. Signor, io sono stato in America. Siete stati in America, e che devo fare? Vabbè, comunque ci incontrammo, come stai, come non stai. Io mi sono ammogliato da circa 2 anni, disse lui. Signor, ma voi mi seguite sempre, è vero? Siete stati in America, ho capito. Vabbè, questo ve l'ho detto prima, ma mo sono tornato dall'America. Comunque, vostro marito mi disse che si era ammogliato da circa 2 anni. Dissi, mi fa piacere. E tu, dissi lui. Beh, io veramente sono appena tornato dall'America perché la società dove lavoro mi ha trasferito alla sede di Napoli. Sai, è un albergo, ma non mi trovo bene e sto cercando una camera in famiglia. Come? Ma questa è un'occasione bellissima, disse vostro marito. Ma chi ha fatto questo albergo, questa camera in famiglia? Io ti posso mettere a disposizione una camera in casa mia. Ah, mi facesse piacere assai, dissi io. Ci accordai pure un po' prezzo ed eccomi qua. Questa è la ragione del perché mi trovo qua. E Arturo adesso mo viene, mo vorrete questo. Vabbè, quando verrà vostro marito vuol dire che parlerò con lui. Anche perché voglio fargli complimenti per il gusto che ha avuto nello sposarsi. E mo che vedete, io ero un fiore, ma mi sono fatta che non mi conosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato una volta. Signor, ma che decido? Ha sparato. Ha pigliato a rivoltella e mi ha sparato. Come stamattina va a sparare? Solo stamattina. Chi mi spara sempre, tutti i giorni. Il primo colpo di rivoltella me lo tiro il giorno del matrimonio, dopo il secondo piatto. Ma retta a frutto, nemmeno di ferro. No, chissà un proietto la retta a finire. Poi passarono 2 o 3 giorni, facemmo pace e tutto finì. A seconda volta mi sparai a prima mattina. Un caffè. E la terza volta, il giorno del mio nomastico. Un dolce. E che ne volete sapere? Signor, ma ditemi una cosa. Ma da quanto tempo vi spara vostro marito? Oh, ma ve lo sto dicendo, dal giorno del nostro matrimonio, da 2 anni. Gesù, e non vi voglio mai. E se secca, finevano. Ma chissà che l'avete visto? È lui. E speriamo che sia di buon umore. Speriamo che sia di buon umore. Speriamo che sia di buon umore. Uè, Michele! Arturo! Tu stai a casa? Sì. Mi devi scusare se non mi sono fatto trovare in Ma casa. non ti preoccupare, ma non ti... E sono chiuso accanto al momento dei colpi di rivoltella. Perché in questa casa si esauriscono come niente. Ma siediti, che gioia! Veramente io ho già parlato con tua moglie, però aspettavo tempo con correttezza. Bravo. Vedi, Dorotea ci hai fatto prima camera soia. Dorotea ci hai fatto prima camera soia. Non ancora, ma non ha importanza. Si trova prima cosa per la camera, si ti conviene, si non ti conviene. Uè! In un songa sempre nessuno, capito? Ma se ne chiudo pure la cammarera, tengo le case in coppa e spalla, la sera mi cocca che coscio non mi sente più. Ma perché non fatica? Fatica? Tu te ne vieni fresco all'ufficio e ti metti pure a comandare. Fresco, ma voi trovo fresco, hai ragione. Ma voi venite vengo fresco all'ufficio, è meglio che non risponda. E beh, va avanti, io non mi fa attacchi nervo. Ecco, mi sa che a me sei nervo, signorina. Signor, non rispondete per piacere. Mi credere, mica dà delle risposte, che mi fanno sai di tutto sangue a parte capo, ma leviamo occasione, oggi ci sei tu. Ah sì, ti dia un caffè? Veramente non ancora. Ma allora ce lo prendiamo insieme. Dorotea, ti belli caffè, svelto. Subito, padrone. Ordinate, signorine. 2 caffè, vero? Uno per Lord Strong e uno per il che di me. Sa cosa sei pazzo? Un caffè vogliate a piglio bar. Ma come io da casa, una moglie, un caffè non paga a piglio bar. Dorotea, la piglio un caffè. Perché si ciunga, vattene a pigliare. Dorotea, tu mi conosci, ma piglio un caffè. Ti conosco. Stai tutto per le ossa. A sera torno all'ufficio e mi voto cade veleno. Per me non c'è stato divertimento, non cinematografa, niente. Uè, ho caffè non ti voglio pigliare, schiatta. Dorotea, non mi metto che spallo, faccio pure. Dorotea, assazzo. Ma vuoi chiamare una donna? Questa storia da finire. Mannaggia, così ci appetiamo tutte e 2. Sì, allora sta voglia pure di te.
cazzo l'hai colpita? No, tu stai ripigliando, dai. Hai avuto una miracolo. Artù. Dorote! Artù. Dorote! Cos'hai che faccio? Che fai? Mi porti di belli caffè. Brave. Perché io lo sapevo che tornavi. Ho preparato una bella macinetta fresca. Brava, Ma tu stai tutto sudato? No, sono solo un po' accaldato. No, tu mi stai cagnando? No, ma neanche per sogno. No. Ui, non ti mettere in mezzo al corrente d'aria. Ma come Arturo mio, quello lavora tutta la giornata. Come se tu non facessi niente. Io che faccio sta a casa? Adesso vado. Per fare una bella versione del caffè di Marco. Artù. Dorote! Artù. Dorote! Dunque, carissimo Michele, come vedi la casa qui sta a 50 passi dall'ufficio, bene, perfetto, quindi abbiamo, dato che la casa è bella grande, abbiamo riservato una bella stanza per te, bella, ariosa, esposta a mezzogiorno, hai un bagno tuo personale, acqua calda, acqua fredda, tutto quello che ti serve. E poi è inutile dirlo, tu sei tra amici, sei in famiglia! 12 anni fa, non potevo trovare di meglio. Sì, dunque 15 anni in America. Sì, 15 anni, sì. Ti viene dato a Franco distrutto, ma adesso fatto impressione. Impressione. Era un po' pure. Vedere sparare un colpo di rivoltello e poi contro una donna. Oh, ma che capito, ho detto ti ha fatto impressione ritornare a Napoli dopo tanto tempo, della trasformazione. Sì, sono rimasto proprio ghiacciato. Che caffè! L'ho fatto con la mano del cuore. Sentirai, il caffè di Dorotella, ciccia mia, è rinomato il palazzo. Prendi. Ma dopo ti detto. Assaggia! Ma non mi permetterei mai. Ma tu sei l'ospite. Ma tu sei il padrone di casa. Ecco, hai ragione lui, Ecco, qui messo un bicchiere di zucchero super poca teta, diciamo così, ecco qua. Sentirai che gusto. Preibato. Oh, vestite nuovo! Sei stracciato vestite nuovo! Mannaggia, non so neanche come è successo e mi sono scusato di dicere. Ma è successo e questo dove camminando con mano baccalà? Allora da questo si parla, non so compagnia mia, bada come parli. E come devo dire, brava! Ti sei stracciata la manica! Ma che non ti stracci provata? Ma mi viene smerendo di spaso solo, so cose pazze! Ma se è successo, colpa non ce n'è, quando pare mai possibile che mi va a camminare di spizzi, ma la città mi fa stracciare vestito, sì. Avrà ragione. No? E questo non è spadato! L'altro giorno non mi porta il pantalone di flanella con un buco dietro e la settimana scorsa il vestito marrone non me lo porta con una macchia di inchiostro! Ma sono combinazioni. Facciamo una cosa, tu sei tanto brava, dai un punto a sta giacchetta, va, amucci. A già essere solo pazzo quando un'età andate, che stia fine che fa? Stracciata che pezzareta! Ora te, metti in punto a sta giacchetta. Possono darti a mandare piedi, non ne vai a cucciare! Dorotè, stasera ti mando Cambusan! Andiamo davanti! Dai, punto a sta giacchetta! Scappa da posto, andiamo davanti, Michele! Posto! Guarda che triste storia! Fuori! Signore, non siete morto neppure questa volta. No! Hai già ordenato i miracoli! Non so da punire subito su che. Artù! Dorotè! Mamma mia, ma adesso ti fatto tutto! Devi capitare e spara! Bene, dai! Dammi sta giacchetta! Sì. Poi ci metto due punti e vedrai che nessuno se ne accorgerà. Sì, con le tue mani d'oro, vai! Vai, amore mio, vai! Adesso avanti! Artù! Dorotè! Artù! Ma che è successo? Mi sto facendo i capitoli. Ma quello che ti devo dire te lo devo dire. Perché?
Ma io non mi aspettavo che tu eri così. Questa è violenza da delinquente. Ma tu ti rendi conto che intanto mi sono sparato tu hai votato tua moglie, tu sei pazzo. Ma io adesso me ne vado. Ma ti giuro che ti vado a denunziare, farò io da testimone perché ti chiudono in un manicomio, tu. E da questo momento ricordati che ogni rapporto di amicizia fra noi due è finito. Stato buono. Oh, ma neanche bestia! Ma non ne capite niente? Non ti ho spiegato niente! Io fingo! Io faccio apposta! Questa qua! Cosa stai solo? Questa qua è caricata a salve! Ma guarda la citrina! Guardate che faccio, come mi dispiace! Sarà fatto evitato! Ma ti spiego tutto, siediti! Devi sapere che mia moglie è una bravissima donna, non mi fa mancare niente in casa, è casalinga. Però tiene un carattere infame assai. Per una cosa niente da arrivare una casa. E poi da quelle risposte così pungenti, così esasperanti, che uno veramente accelerisse. Il primo giorno del matrimonio, come se lo fa il primo giorno di matrimonio, avete una di queste discussioni e non mi ricordo neanche quale fu il motivo. Io dicevo la mia, lei diceva la sua e ci ha afferrato. Ne poco perché fu pigliato nella nervatura, ne poco poi pazziamo. Io portavo in tasca questa pistola scacciacani perché ho la passione di andare in bicicletta. E POW! Noi sparai un colpo e pistola. Qui, che doveva credere. Il cambiamento fu repentino. Anche se tutta arrangiata, all'improvviso diventò dolce, sorridente, servizievole. Così da quel momento ho capito che per sta quieta e moglie sanno sparare! E così di tanto sparano un colpo e rimanere sono tranquilla! Allora veramente era caricata al sangue! E la dritta, e veramente così! Non potevo dire, non dai più sangue in te. Sta arrivando, quindi ti sei trovato bene? Ecco qua! Ecco qua! E adesso sfido chiunque a trovare il rammendo! Non sapere niente! Bravo che lavoro mio! Come sei brava! È bellissima! Ti piace? Mamma mia! Non mi capi più! Non faccio più! Non dai fai uomo così! Io me ne devo andare perché c'è un appuntamento, si è fatto tardi. No, e tu avrai la gamba, per No, vengono da voi, non fa niente. Ma è importante! No, veramente. Allora, sì, me ne vado. cosa che faccio? Vengo con te, vengo a fare i passi. cambiamo l'orario. Noi usciamo un attimo. Che fai? Esci! Perché ti dispiace? Certo, perché tu solamente quando mi lasci sola sei contento. Ma quando si infame e buciarda? La settimana passata lo ci portato un giorno buttato al teatro, non si miuto il cinematografo, no, ma non si miuta la casa dei compagnelli tuoi a giocare a canastra, mi credimi che quando è noioso giocare a canastra. Mo stavolta ci ho buttato un amico mio che non vedo da circa 15 anni e voglio passare una serata insieme con lui, una chiacchierata, un caffè, anzi, sapete che qui ci si è aperta una bella pizzeria, ma e ceneremo anche insieme. E così non ti arrivando per cena, mangi fuori. Oh Gesù, si mangia la pizza come torna per cena. Allora sai che ti dico? Tu ne esci! Io esco. Tu non esci! Io esco. Tu non esci! Io esco! Non mi menti, è una cosa da nascere naturale, da cresci, capito? Ma andiene, ma mica è, perché stasera sicuramente finisci in traccia! Non fai scappa da fosse che maritone! Signora, tutto bene? Hai già avuto un miracolo. Chiedo chi sono proietti la roglia Artù. Dorote! Artù. Dorote! Artù. E papà esce di te. Sì. E a che ora torni? E beh, mangiamo una pizza, ci beviamo un caffè, una chiacchierata, che si può fare? Mezzanotte! Vabbè, allora sai che faccio? Io me ne vado a letto, mi piglio un bel libro, leggo e ti aspetto. No, non mi aspettare, poi tu domani ti svegli stanca! No, ma tu lo sai che mi fa piacere. E vabbè, allora come vuoi tu! Ciao, diverti. Ciao! Noi andiamo, Arrivederci. Arrivederci, signore, buona Ciao, sera. amore mio, riposa! Ciao. Andiamoci, andiamo, facciamo già sta... Dorote! Ma che non volevo fatto lì? Ma no, ma stasera quando torno? È mezzanotte, sto stanca, ma voglio arrangiare!